Dimostrazione della 462. Grazie Presidente. Sì, la mia interrogazione viene a seguito delle dichiarazioni del Presidente Serracchiani in Consiglio Comunale di Latisana il 25 luglio 2016. In quella sede la Presidente diceva di aver scritto al Ministero per ottenere delle deroghe e che l'unica deroga per i punti nascita concessa è stata quella di Tolmezzo. Per tutte le altre richieste, comprese Latisana, hanno detto di no. Questa dichiarazione sembra essere smentita da una precedente lettera del direttore centrale Marco Longo del 19 febbraio 2016, in cui, scrivendo al Ministero, il direttore centrale chiedeva una deroga per Tolmezzo, mentre per Latisana chiedeva solamente un confronto sull'opportunità per una richiesta di deroga. Non solo, ma nel foglio addirittura il direttore generale diceva che dopo la dismissione del punto nascita di Latisana sarebbero stati mantenute tutta una serie di servizi, come ad esempio l'osservazione pediatrica sulle 12 ore, un'ambulanza medicalizzata prima messa e poi tolta, e anche l'elisoccorso notturno entro l'anno, di cui probabilmente sentiremo parlare dopo, ma soprattutto da quella lettera si evincono dei dati fuorvianti e sbagliati. Rispetto alla tempistica sottostimata del collegamento agli ospedali vicino, rispetto al trend in aumento dei parti, che lo ricordo avviene da agosto 2015, il direttore centrale parla solo degli ultimi 3 mesi e dice circa 40 parti al mese circa, sottostimando così una crescita che quantomeno è circa negli ultimi 3 mesi di 44 parti al mese, che portava comunque un aumento e il superamento dei 500 parti l'anno. Venivano omesse le difficoltà legate alla viabilità e legate anche all'elevato numero di prestazioni pediatriche, e anche di questo sentiremo probabilmente parlare dopo. Elevato numero di prestazioni di urgenza pediatriche che noi stiamo denunciando o stiamo sottolineando da 2 anni. Vista la lettera del direttore centrale, il Ministero risponde in maniera solerte 10 giorni dopo e dice e manifesta il proprio apprezzamento e condivisione per la dichiarata decisione della Regione, quindi non decide lui, ma apprezza la dichiarata decisione della Regione di mantenere un unico punto nascita tra Palmanova e Latisana con la conseguente chiusura di quest'ultimo. Ecco, viste queste dichiarazioni contraddittorie, noi vorremmo sapere dalla Presidente o comunque dall'assessore qui presente se la Regione Friuli-Venezia Giulia ha inoltrato al Ministero una richiesta formale di deroga per il punto nascita di Latisana, oppure si è limitata solamente a comunicare al Ministero la propria volontà di chiudere tale punto nascita. Risponde l'assessore Telesca. Prego. Dunque, in riferimento a quanto espresso nell'interrogazione del consigliere Ussai, si precisa che è necessario, credo, che cos'è la richiesta di deroga. Il percorso di richiesta della deroga per i punti nascita è un percorso molto complesso, prevede una valutazione dei dati di attività, delle distanze di residenza della popolazione, nonché i costi aggiuntivi necessari al mantenimento della struttura, e tale processo ha richiesto circa 3 mesi di lavoro per il solo presidio ospedaliero di Tolmezzo, per essere poi valutato nell'ambito del Comitato Percorso Nascita regionale e poi successivamente esaminato a livello nazionale dall'apposita commissione ministeriale per le deroghe. La lettera citata della direzione centrale inviata al dottor Botti, direttore generale della programmazione del Ministero, aveva l'obiettivo di esplorare la possibilità di una deroga nell'ambito della programmazione regionale, che ricordiamo prevede già un solo punto nascita fra Latisana e Palmanova, alla luce del dibattito intercorso al tempo e anche in relazione alle questioni connesse ai rapporti con la Regione Veneto e alla necessità suggerita al tempo da più parti, se vi ricordate, di un chiarimento tecnico con i responsabili del Ministero. È evidente che la Presidente faceva sicuramente riferimento alla lettera sopracitata. La parola a Ussai per una breve replica. Grazie Presidente. Allora, vorrei iniziare dicendo che evidentemente non c'è nessuna richiesta di deroga né formale né informale, per cui non c'è stata detta la verità.
e nel comunicato che ha inoltrato l'assessore pochi giorni fa ha detto che noi giochiamo con gli equivoci. Non c'è nessun equivoco qui. La Presidente parlava di richiesta di deroga, né in maniera formale né in maniera informale tale richiesta non è mai stata effettuata. La lettera che ha mandato il dottor Marco Longo, dove mancano, cioè come faccio a chiedere un parere al Ministero se gli do dati sbagliati, gli dico circa 40 al mese circa, come può un direttore centrale mandare una lettera al Ministero per chiedere un parere dicendo questo? O omettere l'elevato numero di prestazioni pediatriche, visto che è stato chiuso il reparto di pediatria? Cioè come faccio a chiedere al Ministero un parere se non gli do i dati o gli do dati sbagliati? Quindi tutto ciò, visto che mi è stato chiesto anche di essere abbastanza... Io tra l'altro vorrei dire che in quella richiesta di accesso agli atti ho avuto modo di leggere anche la lettera del dottor Cavallini, in cui lui dà un parere di chiusura in base, e lo dice lui, a delle sintetiche considerazioni, e io aggiungerei anche in base a dati confutabili. Il direttore centrale se ne lava le mani in base alla richiesta del dottor Cavallini e dice al dottor Pilati di chiudere dove ci sarà un impatto nel territorio che risulta meno rilevante. Ecco, in base a tutti questi dati e queste lettere, alla fine abbiamo un decreto di sospensione fatto da un direttore generale, un direttore sanitario senza scrupoli, che stanno creando dei danni al territorio e continui disservizi. Assessore, non sono polemiche, un fuocherello che si consuma, dopo lo sentiremo, sono continui disservizi che vengono registrati in quel territorio, se no noi non ci saremmo mai sognati di sollevare questo tema. Se non ci fossero stati 47 medici che dicono che il piano che è stato messo in campo non è sicuro, io non sarei qui a fare polemiche. Si tratta di un problema che va risolto e dove ancora oggi ci sentiamo dire affermazioni false e quindi ci sentiamo presi in giro. Io vorrei chiedere a lei, o comunque alla Presidente che ha nominato questi tecnici, di assumersi la responsabilità in prima persona di quello che sta succedendo o di sollevare dall'incarico tali tecnici, iniziando dal direttore generale Pilati, come chiesto dal Consiglio Comunale di Latisana. Grazie.